Buongiorno e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. Friuli Venezia Giulia in allarme per la progressione della pandemia. Anche ieri 577 nuovi casi con tassi di positività che hanno raggiunto anche il 7% per quanto riguarda i tamponi molecolari. L'IS, ovvero l'Istituto Superiore di Sanità, la sua cabina di regia, lancia l'allarme e classifica la nostra regione ad alto rischio. Sentiamo. Aumentano le regioni in cui l'incidenza dei casi di Covid-19 supera la soglia critica d'allerta fissata a 50 casi su 100.000 abitanti, soglia a partire dalla quale diventa difficile riuscire a eseguire il tracciamento dei casi. Si tratta di 17 regioni rispetto alle 13 della scorsa settimana. In Friuli Venezia Giulia, secondo il monitoraggio settimanale della cabina di regia, si registrano i valori più alti, con ben 233 casi ogni 100.000 abitanti, dopo quelli della provincia di Bolzano, 316 casi per 100.000 abitanti. Al terzo posto, ma ben distante, è il Veneto con 115 casi ogni 100.000 abitanti. La nostra inoltre è una delle due regioni nelle quali è stata superata o raggiunta la soglia critica d'allerta del 10% rispetto all'occupazione dei posti letto per Covid nelle terapie intensive. Noi siamo al 10,9%, l'altra regione sono le Marche al 10%. Nessuna regione o provincia autonoma ha superato la soglia d'allerta del 15% per l'occupazione dei posti letto nei reparti di area medica. E nel frattempo da Trieste, diventata una sorta di capitale del No Green Pass, arriva l'appello del mondo dell'economia al Parlamento e al Governo per l'obbligo di vaccinazione. Vediamo. Sono stufi e esasperati e chiedono un intervento radicale. La Camera di Commercio Venezia Giulia ha radunato tutte le categorie economiche e sindacali che hanno sottoscritto un documento che parte da: andiamo a chiedere l'obbligo vaccinale. Trieste Novax, Trieste proteste Novax, proteste No Green Pass, l'altra Trieste chiede l'obbligo vaccinale allo Stato, per cui non si può più andare avanti così, non si può bloccare gli ospedali, non si possono bloccare le cure a chi ne ha veramente bisogno e i contagi continuano a salire, corriamo il rischio di vederci bloccato un ulteriore Natale, un ulteriore dicembre, non siamo più d'accordo. La richiesta è al Parlamento, al quale c'è l'invito a valutare possibili ristori per le categorie penalizzate da ulteriori chiusure. Il fronte si è invece diviso solo su un tema, con i sindacati che non hanno condiviso un possibile lockdown solo per i non vaccinati sul modello austriaco. E proprio il mondo economico, in particolare quello del vino e della ristorazione, è in lutto per la morte all'età di 63 anni di Roberto Felluga, storico vignaiolo del Collio. È stato presidente della sezione economica regionale viticoltura di Confricoltura e vicepresidente del consorzio Collio. Negli anni Felluga aveva preso le redini dell'azienda, arrivata alla quinta generazione. Con Roberto si è consolidato il progetto dei vini bianchi da invecchiamento. Tanti riconoscimenti raccolti in questi decenni, l'ultimo dei quali l'inserimento del Collio Sauvignon Riserva 2016 Russitz Superiore, definito punto di riferimento per i vini bianchi italiani tra i 100 migliori al mondo nel 2020. Voltiamo pagina, si è presentato senza mascherina e a piedi nudi e così il critico d'arte Vittorio Sgarbi presente all'inaugurazione di una mostra ha suscitato polemiche, un vespaio di polemiche in Consiglio regionale. Vediamolo. I piedi nudi in bella mostra e niente mascherina. Nei passi perduti del Consiglio regionale giovedì è andato in scena il Vittorio Sgarbi Show, invitato alla inaugurazione della mostra, il dono di un talento viaggio nel mondo visionario di Luciano Ceschia, da fervente non masca, ovviamente usato e soprattutto non usato la mascherina, neanche vicino al presidente Massimiliano Federiga. Per l'accesso al Consiglio in quei giorni di lavoro di aula era obbligatorio il tampone oltre al Green Pass che il critico aveva e ovviamente la FFP2 che, come vedete, non ha proprio usato. Ci sono il DPCM, tutte le norme prevedono che ci siano dei soggetti deputati al rispetto delle norme, quindi siano essi interni al Consiglio piuttosto che le forze dell'ordine. Credo che se vedono che ci siano delle condizioni per cui si possono irrorare delle sanzioni così come previsto dalla legge, lo dovranno fare loro di iniziativa. Certo, dal punto di vista morale a me compete stigmatizzare il comportamento. A far scoppiare la bomba il consigliere del Movimento 5 Stelle Mauro Capozzella, che sui social ha postato per primo la foto di Sgarbi
Sgarbi, il quale ha poi replicato: meglio i miei piedi nudi che le vostre teste vuote. Capozzella dal canto suo prova anche a sdrammatizzare, da un certo punto di vista è anche divertente, un po' meno però per le istituzioni. La destra vede in Sgarbi una icona culturale e però un irriverente per natura, e quindi le sue marachelle ricadono poi proprio sulle istituzioni. A Trieste, città delle proteste e dei no Green Pass, non inviti chi ha partecipato a incontri negazionisti. Credo che Zanin debba delle scuse a tutti. Gli insulti a me, quelli di Sgarbi, sono una medaglia, poi concluso Capozzella. Ha deciso di utilizzare i social e un video per lanciare un sondaggio. Il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, è favorevole alla demolizione di quello che gli udinesi chiamano il sarcofago. Parliamo di quel monumento davanti a Palazzo Antonini, alla sede dell'ex Banca d'Italia. Sentiamolo. È un manufatto realizzato ormai sono più di 20 anni e tanti sollecitano la sua demolizione. Anche il sindaco di Udine, l'attuale sindaco di Udine, è favorevole a questa idea. Però mi rimetto un po' al giudizio dei cittadini. Secondo voi questa costruzione realizzata più di 20 anni fa, che ha in pratica bloccato la piazza e ha tolto quella visibilità e quella bellezza rappresentata da due palazzi storici, con questa costruzione non è il caso di demolirla e quindi realizzare uno spiazzo più ampio per poter ammirare i palazzi e anche godere di una piazza più grande? Ci saranno anche lezioni di tangoterapia e di psicologia post-Covid per i corsisti dell'Università Terza Età Paolo Naliato. Ieri la presentazione dell'anno accademico, oltre 1000 gli iscritti, ma sono ben lontani dai 1800 di 2 anni fa. Sentiamo la Presidente. Ricomincia l'anno accademico all'Università della Terza Età, 40° anno, 40° anniversario. Quali saranno le novità? Beh, intanto quello di ripartire in presenza dopo che l'anno scorso abbiamo dovuto ricorrere alle attività online che per noi erano un po' una novità. E la presenza è importante anche per le dimensioni relazionali, di partecipazione, quindi questo è un aspetto importante. Poi ci sono alcune specifiche realtà per tirarsi sul morale, anche un corso di tangoterapia, alcuni approfondimenti con psicologi un pochino della situazione, così anche degli impatti appunto che la pandemia ha avuto. Sono ricominciate anche le iscrizioni ai livelli pre-Covid oppure la gente un po' si preoccupa e non torna? Ci sono ancora elementi di preoccupazione, però vedo con piacere che rispetto all'anno scorso già c'è un certo incremento e le iscrizioni stanno continuando anche dopo l'apertura delle attività. Noi al momento abbiamo 1 migliaio di iscritti su Udine. Pensiamo di poter arrivare a 1300, eravamo a 1600. Ha raggiunto in meno di un mese 7.000 visitatori da quando è stata aperta e fioccano le prenotazioni anche per i prossimi mesi. Successo per la mostra Le forme dell'infinito che si tiene a Casa Cavazzini e già si pensa alla seconda edizione. Sentiamo il curatore della mostra. Don Geretti, come sta andando Le forme dell'infinito, questa novità a Casa Cavazzini? Siamo quasi alla fine della 4ª settimana e l'andamento è già meraviglioso, con molte visite, moltissime prenotazioni, gente dall'estero, scolaresche, gruppi, singoli. Visto che le mostre hanno un andamento a valanga, cioè partono moderate e tendono a irrobustire il flusso strada facendo, con 23 settimane davanti a noi possiamo veramente credere che faremo fatica ad accogliere tutti. È un bellissimo riscontro anche sentire quello che la gente vive e sente attraversando le sale della mostra, perché sono colpiti dai capolavori, dai messaggi, dalle emozioni e dai privilegi che possono gustare in quegli ambienti. Non se l'aspettava e magari già adesso pensa alla seconda edizione, insomma. A dire il vero la domanda è se sia già pronta o manca ancora qualcosa. È ovvio che si deve sempre guardare avanti. Per i suoi 90 anni di storia, CAFC, il gestore del servizio idrico integrato di 121 comuni del Friuli, ha deciso di celebrare l'anniversario realizzando un video che racconti l'azienda, i suoi servizi e la professionalità del suo personale. Il filmato illustra il vasto territorio in cui opera ogni anno l'azienda, un lavoro volto a garantire un servizio efficiente e un'acqua buona, sicura e di alta qualità. Vediamo un piccolo estratto.
Al Teatro di Esopo va in scena questo pomeriggio la rappresentazione di Anatema Teatro Elisabeth I, che analizza il rapporto donna e potere. Sentiamo. Al Teatro della Corte di Esopo è tutto pronto per aprire il sipario sullo spettacolo di oggi pomeriggio. Uno spettacolo intelligente, uno spettacolo emozionante, dal titolo Elisabetta I, con Maddalena Rizzi, protagonista di questa pièce, che indagherà sulla figura delle donne associata al potere attraverso la vita di una donna emblematica della storia inglese, appunto Elisabetta I. Vi aspettiamo oggi pomeriggio alle ore 18 al Teatro della Corte. È ancora possibile prenotare allo 0432 1740 499. E questa era anche l'ultima notizia. A me non resta altro che ringraziarvi per la vostra cortese e fedele attenzione. Vi auguro buon pranzo. Il telegiornale torna alle ore 19. Arrivederci.